per te. Il mistero del borsone trovato ad Ese da un cacciatore assieme al suo cane. All'interno c'erano oltre 3 kg di droga per un valore complessivo di 100.000 euro. Indaga la polizia. Approvata in Consiglio regionale Veneto la mozione per sostenere la riforma dell'ordinamento della polizia locale. Prevede che il corpo possa svolgere funzioni di polizia giudiziaria, stradale, ambientale e amministrativa. Dopo l'accoltellamento in Corso del Popolo e l'aggressione al Parco Hayat, il presidente di Confcommercio Mestre esprime la sua preoccupazione per l'immagine della città. Maltempo, il punto nella sede della Protezione Civile col presidente Zaia e l'assessore Bottacin. Piogge come nel 2010, ma senza i bacini di laminazione sarebbe stato un disastro. Gli ha consegnato un sacchetto con i monili in oro del valore di circa 40.000 euro, convinta che fosse un carabiniere. I veli militari hanno assistito alla scena e sono riusciti a bloccarlo e recuperare il bottino. Siglato stamane con la Guardia di Finanza un protocollo per sensibilizzare i giovani sui rischi e i pericoli del gioco d'azzardo, un fenomeno in crescita. Concessioni balneari. I consiglieri regionali DEM hanno presentato un'interrogazione. La legge regionale, dicono, non tutela operatori ed enti locali. La giunta esca dal silenzio ed intervenga. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. La cronaca in apertura con la notizia del mistero del ritrovamento di un borsone da parte di un cacciatore che nelle campagne si aggirava appunto con il suo cane. Ebbene, dentro c'erano, pensate, oltre 3 kg di droga per un valore di oltre 100.000 euro. 3 kg di eroina per un valore di circa 100.000 euro. La scoperta grazie a un cacciatore, o meglio al suo cane, che mentre nei giorni scorsi andavano a caccia nella zona di Dese è quasi impazzito dopo aver annusato il contenuto di un borsone. A quel punto il cacciatore ha chiamato la polizia, che una volta giunta sul posto ha scoperto il contenuto: panetti di eroina che poi si è accertato essere oltre 3 kg e che una volta sul mercato avrebbero fruttato un guadagno di oltre 100.000 euro. La droga è stata immediatamente sequestrata. Ora gli investigatori spetteranno ulteriori approfondimenti per chiarirne la provenienza, ricostruire da chi sia stata nascosta o abbandonata e chi fossero i destinatari. Un'altra operazione è stata messa a segno il giorno seguente, quando la squadra mobile ha arrestato a Mestre un uomo ritenuto responsabile di spaccio. Durante un'attività di prevenzione e controllo del territorio, i poliziotti l'hanno prima individuato, poi seguito intercettandolo mentre vendeva una dose a un potenziale cliente. A quel punto sono intervenuti per bloccarlo. Dopo la perquisizione gli hanno trovato addosso altre 24 dosi di eroina. Il pusher è stato processato per direttissima e sottoposto a misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Venezia. È stata approvata nel Consiglio regionale del Veneto la mozione per sostenere la riforma dell'ordinamento della polizia locale. La Regione Veneto vuole rafforzare il ruolo e le competenze della polizia locale, equiparandola alla polizia di Stato. Questa è la finalità della proposta di legge presentata dalla Regione Veneto, che intende modificare la legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale del 1986. La proposta di legge prevede che la municipale possa svolgere funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, ambientale e amministrativa in collaborazione con le altre forze dell'ordine. Inoltre, la polizia locale potrebbe accedere ai sistemi informativi nazionali e regionali, utilizzare armi e mezzi adeguati e beneficiare di una formazione specifica e continua. La proposta di legge è stata accolta favorevolmente dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che ha sottolineato l'importanza di riconoscere il ruolo fondamentale degli agenti della municipale nella tutela della sicurezza e della legalità sul territorio. Anche le associazioni dei sindaci e dei comandanti della polizia locale hanno espresso il loro apprezzamento per l'iniziativa legislativa, che considerano un passo avanti per la valorizzazione della categoria e per il miglioramento del servizio ai cittadini. Il posto di lavoro diventerà più attraente in vista di nuove assunzioni e potrà essere anche un deterrente contro la fuga degli agenti in altri reparti, come accade a Venezia. Io negli ultimi 3 anni ho perso 20 uomini che sono andati all'Agenzia del Demanio, all'Agenzia delle Dogane. Perché? Perché lavorano dal lunedì al venerdì, perché i porti e altre cose sono chiuse il sabato e la domenica,
e guadagnano 450 euro di più, a parità di funzioni. La proposta di legge mira anche a valorizzare il personale della polizia locale, equiparando i livelli e le qualifiche occupazionali, i trattamenti economici, previdenziali, assistenziali e infortunistici a quelli previsti per le forze di polizia dello Stato. Tutele necessarie e non privilegi per uomini in divisa che rischiano la vita, come nel caso dell'agente Alex Frusti, raggiunto da più proiettili a Fara Vicentino l'anno scorso, quando un nordafricano, sfilando l'arma a un carabiniere, gli aveva sparato contro 4 colpi. Tutte le spese, se non ci fosse stata una particolare sensibilità da parte della nostra amministrazione, sarebbero gravate su di lui. Invece, se viene approvata questa norma, è chiaro che le cose cambiano, insomma, e solo questo per noi è una cosa di fondamentale importanza. Non lasciamo che la criminalità ci faccia perdere clienti e sicurezza. Il presidente di Confcommercio Mestre interviene nel dibattito sulla sicurezza dopo l'accoltellamento in Corso del Popolo e l'aggressione al Parco Hayez. Dopo l'accoltellamento di Corso del Popolo e l'aggressione al Parco Hayez, il presidente di Confcommercio Mestre, Massimo Gorghetto, esprime la sua preoccupazione per l'immagine e l'attrattiva della città minate dagli atti di violenza. Sicuramente il problema della sicurezza a Mestre è un problema importante che ci mette nelle condizioni di non abbassare la guardia. È un problema, direi, anche generalizzato, e questo comunque non ci conforta. Però non vorrei che passasse l'equazione Mestre uguale criminalità. Gorghetto chiede alle istituzioni interventi rapidi ed efficaci per garantire la sicurezza dei cittadini e dei commercianti e sottolinea la responsabilità di tutti di contribuire al bene comune. Noi continueremo a rendere vivibile questa città assieme all'amministrazione, creando degli eventi, creando la possibilità alla popolazione di usufruire della sua città. Gorghetto cita anche Via Mestrina come esempio di zona migliorata e cresciuta e annuncia le iniziative di Confcommercio, tra cui il Mestre Book Fest, per animare il centro e valorizzare i luoghi e le attività commerciali di Mestre. Maltempo, oggi il punto del presidente Zaia e dell'assessore Bottacin nella sede della Protezione Civile a Marghera. Piogge come con l'alluvione del 2010, senza i bacini di laminazione sarebbe stato un disastro, ha detto il governatore. Sentiamo. È un evento che va catalogato nella storia del Veneto come un grande evento alluvionale. E al punto tale che i dati della piovosità sono dati equiparabili sicuramente a grandi eventi come quelli di Vaia, piuttosto che molto vicini a quella che è stata la grande alluvione del 2010. Io vi dico solo questo, vi dico che comunque il Veneto oggi è attenzionato perché abbiamo provincia di Vicenza, provincia di Padova, il Bisato che spinge, e quindi Battaglia Terme, quelle zone lì, la provincia di Verona, la Val d'Alpone, Monteforte d'Alpone e poi piovosità in generale. Per questo la Regione ha chiesto lo stato di crisi, ma se non ci fossero state le opere, ha evidenziato il presidente Zaia, per il nostro territorio sarebbe stato un disastro. Abbiamo aperto il bacino di laminazione di Montebello, il bacino di laminazione di Caldogno e il bacino di laminazione dell'Orolo e complessivamente abbiamo invasato circa 6 milioni di metri cubi d'acqua. Questi 6 milioni di metri cubi d'acqua, se non ci fossero stati i bacini di laminazione, si sarebbero riversati in parte su Vicenza e in parte su altri centri abitati. Quindi, insomma, direi che il dato oggettivo è questo. 23 bacini di laminazione in pancia, 13 già messi a terra, gli altri in via di lavorazione, ma dice Zaia serve un altro miliardo di euro per completare le opere idrogeologiche. Per opere pronte almeno 1 miliardo di euro. Il Veneto ormai si è attestato come la regione che ha messo a terra un modello unico nel suo genere già dal 2010 con la prima alluvione. Abbiamo dimostrato che le opere, se si fanno, servono, non sono inutili e soprattutto prevengono un sacco di danni, perché oggi noi faremo una conta di danni che sarà infinitesimale rispetto al disastro che avremmo avuto ad esempio a Vicenza. Abbiamo messo a terra quasi 600 milioni di euro di opere. Io ho fatto un piano da 2 miliardi e 7, quindi abbiamo realizzato anche molte altre opere che non sono magari visibili ma sono strategiche, che so, gli argini, i muretti fatti a Soave piuttosto a contenimento del Tramia, piuttosto che per il fiume Bisato o altro. Attenzionata anche la situazione neve a causa dell'incremento delle temperature. Neve ce n'è stata tanta, sopra i 1500 metri, c'è un rischio valanghe importante.
c'è lo scirocco, quindi anche il mare riceve poco, le temperature si stanno alzando, però siamo fiduciosi. Contiamo che verso fine giornata, insomma nella nottata, si possa anche cominciare ad apprezzare il calo del livello dei fiumi, a meno che non arrivi un fortunale e piova ancora tanto. Cosa ci si dovrà aspettare nelle prossime ore? I fenomeni prevediamo che siano in attenuazione nel corso della giornata fino ad esaurimento in serata, poi dopo ci sarà una pausa, pioverà ancora da domani sera e venerdì, però con precipitazioni molto più contenute rispetto a quelle che ci sono state nelle ultime ore. Truffa ai danni degli anziani, ancora un caso messo a segno Sandona di Piave, solo che stavolta è andata male al truffatore che è stato fermato dai carabinieri. La vittima, una donna di 88 anni, gli aveva appena consegnato un sacchetto contenente tutti i suoi gioielli per un valore di circa 40.000 euro. A convincerla era stato un complice che l'aveva contattata al telefono fingendosi carabiniere, dicendo che doveva pagare 7.000 euro di multa per evitare l'arresto della figlia. Se non aveva contanti andavano bene anche i gioielli, e così l'anziana ha fatto, consegnando al sedicente militare dell'Arma il sacchetto. A notare la consegna sono stati proprio i carabinieri, quelli veri, impegnati in un servizio di controllo finalizzato proprio alla prevenzione delle truffe. I militari si sono quindi messi all'inseguimento del giovane truffatore, riuscendo a bloccarlo e a riconsegnare la refurtiva all'anziana. Arrestato, l'uomo è stato processato per direttissima e condannato a 2 anni di reclusione e 500 euro di multa. Gioco d'azzardo, un fenomeno in crescita soprattutto tra i giovani. Per questo stamane la Guardia di Finanza di Venezia ha siglato un protocollo per sensibilizzare su rischi e pericoli. Sensibilizzare intanto la popolazione, in particolare la popolazione giovanile, dei rischi del gioco online in particolare. Alla luce di un fenomeno in crescita, quello del gioco d'azzardo in particolare tra i giovani, è stato siglato un protocollo triennale dal direttore interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia dell'Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza di Venezia, insieme all'Ufficio Scolastico Territoriale Lulstre. Il gioco online è aumentato di 5 volte, il 500% negli ultimi 10 anni, e quindi quando significa che è aumentata la spesa ed è aumentata la perdita. Il gioco, quando induce una dipendenza, lo induce perché? Perché intanto dà premi sempre più frequenti, quindi in meno tempo, e va a sollecitare una parte del cervello molto importante, che è quello della gratificazione. Cioè il cervello tende a ripetere ciò che gli piace, e infatti la dannazione sono le vincite. Un settore spesso attenzionato dalle organizzazioni criminali. Il gioco è un ambito che suscita grande interesse per la criminalità organizzata, che vede attraverso il gioco la possibilità di ripulire i capitali illecitamente accumulati, quindi si presta bene a fenomeni di riciclaggio e quindi di pulitura dei capitali. Ecco perché è fondamentale che i ragazzi ne conoscano i pericoli. È importante all'interno delle scuole, e questo è il senso del protocollo di oggi, creare la consapevolezza che col gioco non si vince, non si fanno i soldi facili. Quindi intercettare da subito questo problema all'interno delle scuole, che poi sono lo specchio anche delle famiglie, è il nostro compito. Noi già lo facciamo da anni, però oggi siamo particolarmente lieti di fare questo protocollo. Saranno degli incontri appunto al mattino di circa 2 ore, dove appunto parteciperanno i rappresentanti, avete visto insomma anche il livello di preparazione sia dell'USL che dell'Agenzia e anche della Guardia di Finanza, dove esporranno in maniera anche semplice quali sono appunto i rischi del gioco d'azzardo e poi dei gravi danni che provocano la ludopatia, non solo a livello psicologico di salute, ma economico e soprattutto di disgregazione spesso purtroppo delle famiglie. Giro di vite sui cantieri edili. Carabinieri di Chioggia, supportati dal gruppo Ispettorato del Lavoro di Venezia, ne hanno ispezionati 14 in tutto, rilevando diverse irregolarità, in particolar modo sul fronte della sicurezza e della formazione. Hanno controllato 35 lavoratori, uno del quale impiegato completamente in nero, elevato ammende per 250.000 euro e sanzioni amministrative per 17.300. Alcune attività lavorative sono state sospese. Linea alla regia ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco.
Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. La Biennale di Venezia precisa che tutti i paesi riconosciuti dalla Repubblica Italiana possono in totale autonomia richiedere di partecipare ufficialmente, di conseguenza non può prendere in considerazione alcuna petizione o richiesta di escludere la presenza di Israele o Iran. Questa la nota appunto della Biennale in relazione alle polemiche che sono scaturite negli ultimi giorni proprio in relazione alla presenza di Israele. Parliamo ora delle concessioni balneari a Jesolo. Il PD chiede chiarimenti in regione. I consiglieri regionali del Partito Democratico Francesca Zottis, Jonathan Montanariello e Vanessa Camani hanno presentato un'interrogazione alla Giunta regionale per sollevare il problema delle concessioni balneari a Jesolo, dove il Comune ha avviato una gara basata sulla legge regionale 33 del 2002. Secondo i consiglieri del PD, questa legge è in contrasto con la normativa europea e nazionale e non tutela gli attuali concessionari che potrebbero perdere il loro titolo senza alcun indennizzo. Inoltre, la procedura di selezione non garantirebbe imparzialità e trasparenza, come sostenuto anche dall'autorità garante della concorrenza e del mercato. Continuiamo a rimanere nel limbo, a dire che siamo una regione sicuramente di traino, un'eccellenza, ma ad oggi gli operatori hanno bisogno di certezza e di concretezza e gli enti locali sicuramente non devono essere comunque indotti a rischi di azioni risarcitorie. Per questo abbiamo deciso di formulare e anche di presentare questa interrogazione. Contrario è anche il presidente di Federbalneari Italia, Marco Maurelli, perché in questo modo non si tutelano i concessionari storici che potrebbero perdere il loro posto a favore di grandi gruppi imprenditoriali o di speculatori. I consiglieri del PD hanno chiesto alla Regione di intervenire per dare certezze agli operatori e agli enti locali, evitando il rischio di contenziosi e danni erariali. Hanno anche criticato il silenzio della Regione sulla vicenda e hanno chiesto un confronto in aula. Continuano i comuni a mettere in gara le concessioni balneari o a pubblicare le proroghe pluriennali. E quindi si apre ancora una volta il dibattito sulla legittimità della legge regionale 33 che disciplina questa materia, anche a fronte di quelle che sono le prese di posizione della Corte e del Consiglio di Stato. Basta pensare dove hanno cassato alcuni commi dell'articolo 59 che prevedevano dei ristori per chi aveva già investito in materia e perdeva la concessione. I volontari della Protezione Civile di Quarto d'Altino possono ora contare su un nuovo mezzo fuoristrada. Alla consegna era presente anche l'assessore regionale alla Protezione Civile Giampaolo Bottacin. Il nuovo mezzo è già entrato in funzione poco dopo essere stato consegnato al gruppo di protezione civile di Quarto d'Altino, a margine dell'inaugurazione del nuovo piazzale Norma Cossetto nell'ambito della riqualificazione dell'area di via Marconi. È costato circa 48.000 euro. Il suo acquisto è stato possibile grazie a un contributo regionale che ha coperto circa l'80% della spesa. È necessario avere sicuramente la forza delle braccia, ma è necessario avere anche la competenza. Abbiamo investito molto in formazione e anche in attrezzature. Ecco, questo il mezzo che sta alle mie spalle è un esempio di un veicolo che può essere utilizzato per vari scopi e che consente di essere ancora più efficaci ai volontari di Quarto d'Altino. Nel recente passato i volontari di Quarto d'Altino sono intervenuti in situazioni di emergenza anche fuori regione. In Veneto sono attivi oltre 20.000 volontari e 516 organizzazioni di protezione civile. Il Veneto ha il più alta percentuale pro capite di volontari, siamo di questo orgogliosi, ma altrettanto noi dobbiamo fare sicuramente qualcosa per metterli in condizione di fare quello che loro con tanto entusiasmo, con tanto amore, con tanto impegno e con tanto senso del dovere fanno per mettere in sicurezza, per lasciarci in sicurezza e vivere sereni. Ed è tutto da Venezia, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio come sempre in chiusura alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso. Bentrovati al meteo.
Prosegue la settimana all'insegna del forte maltempo. Il mese di febbraio si chiude con condizioni ancora instabili. Vediamo il dettaglio di giovedì. Sul Veneto cielo molto nuvoloso con precipitazioni al mattino sparse o assenti, ma nel corso del pomeriggio via via più diffuse, anche moderate in serata. Neve dai 1900 metri sulle Prealpi, dai 1500 metri sulle Dolomiti e il rischio di valanghe sarà marcato sull'arco alpino, grado 3 della scala. Temperature stazionarie minime tra 7 e 10 gradi, massime tra 13 e 16 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Avremo maggiori spazi di sereno, specie in mattinata, più nubi però con il passare delle ore e dalla serata probabili deboli precipitazioni. Temperature minime sui 6-10 gradi, massime intorno ai 15-17 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Avremo parziali schiarite alternate ad annuvolamenti e poi in serata le prime piogge. Temperature minime tra 9 e 10 gradi, massime sui 14-17 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso.